Benvenuti e buona salute a tutti. Oggi lo speciale medicina è davvero speciale, infatti non ci troviamo negli studi di Teleacras, ma ci troviamo direttamente nel nostro ospedale di Agrigento, al San Giovanni di Dio, dove si tiene un convegno di importanza, devo dire, basilare per quella che è anzitutto la comunicazione che va rivolta ai genitori. E ora vedremo infatti di che cosa si è parlato e di cosa si sta parlando, ma vorrei subito intervistare l'organizzatore di questo convegno importante, che sicuramente è rivolto agli operatori del settore sanitario, ma anche ai colleghi pediatri, anche ai genitori. L'utenza dovrebbe essere anzitutto molto attenta su quello che voi dite, perché quello che voi dite riguarda la salute futura di un bambino che non è un piccolo uomo, ma è un bambino che diventerà un adulto e lo dovrebbe diventare anzitutto dal punto di vista della salute in maniera assolutamente sana. E allora, prima di parlare di questo, volevo chiedere al dottore Gramaglia Giuseppe, che è anche direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, dal 2013 lei si occupa anzitutto di un qualcosa che ha avuto tanta importanza in questo ospedale, ce ne vuole parlare? Sì, diciamo che sono riuscito a creare per iniziativa personale, ma sotto stimolo dell'Associazione Bambini Diabetici, chiamati ABBE, e quindi per un'esigenza del territorio, che erano costretti ad un indice di fuga abbastanza notevole. Abbiamo creato, grazie alla collaborazione anche dell'AFPE e sotto la guida della triade strategica, un ambulatorio di diabetologia, di obesità, e stiamo iniziando a creare i presupposti per estendere questo ambulatorio anche a problematiche di endocrinologia, in modo particolare per l'ipotiroidismo congenito e per le basse stature da deficit di IGH. Spero che nel giro di un anno almeno riusciamo a raggiungere anche questo obiettivo. Che cosa ho notato in questi 6 anni? Infatti facciamo il 6° anniversario per quanto riguarda la creazione di questo ambulatorio. Ho notato che c'è un notevole appeal da parte del territorio. I genitori dei bambini diabetici, quindi affetti da questa malattia cronica ed obesi, sono molto contenti perché sono riusciti ad evitare i viaggi della speranza a Catania, a Palermo. Qualcuno andava anche a Firenze, quando Firenze, mi ha detto una mamma facendomi commuovere, l'avevo qua a portata di mano, quindi ad Agrigento, quindi magari si prendeva l'aereo e doveva andare periodicamente a Firenze. Abbiamo notato che questa creazione dell'ambulatorio sta dando delle soddisfazioni. La prima soddisfazione che ho notato, facendo proprio una casistica degli anni, che noi siamo partiti con un esordio diabetico nel 2013 quando abbiamo iniziato. Poi questi esordi man mano sono andati aumentando fino ad avere nel 2018 12 casi di esordi che abbiamo trattati noi, e addirittura ad ottobre del 2019 sono 13 casi di esordi. Questo ci fa capire... Dottore Gramaglia, la interrompo un attimo perché mi viene da farle una domanda importante. Innanzitutto 12 casi di esordio di diabete sono tanti, e poi, ma questo diabete si trasmette geneticamente? Sicuramente c'è una componente genetica molto predominante, anche se i geni di preciso non sono stati identificati, ma c'è anche dei fattori ambientali su cui si sta indagando. La realtà è che ad Agrigento, provincia di Agrigento, con dati fornitici anche dalla nostra AFPI, ci sono più di 200 bambini diabetici. Intendo per bambini diabetici ragazzi che vanno da 0 a 14 anni. Noi abbiamo avuto un caso che ha esordito a 2 anni e mezzo, come abbiamo avuto dei casi che hanno, quello che abbiamo per ora in reparto è una bambina di 10 anni, quindi diciamo questi esordi in notevole incremento ci fanno pensare che Agrigento è una terra purtroppo fertile per questo tipo di manifestazioni. Allora, il diabete è una malattia ancora oggi conosciuta ma allo stesso tempo sconosciuta, perché uno entra dentro un tunnel e non esce più, però questi bambini sono adulti nell'affrontare la terapia, cioè la qualità della loro vita è migliorata, le prospettive di una vita migliore ci sono, dottore Gramaglia? Sicuramente sì, anche perché noi non abbiamo solo 2 dirigenti medici che si occupano del diabete, cioè la dottoressa Piera Buccarino e la dottoressa Albino, abbiamo anche 2 psicologi che l'AFPI ci ha fornito attraverso i progetti di borsa di studio e che collaborano con noi da ormai 3 anni, abbiamo la dietista che
si inserisce in questo progetto anche di informazione e di formazione. Andiamo per esempio nelle scuole del nostro territorio per proteggere, diciamo, i bambini che sono diabetici, che si trovano nell'ambito scolastico, per proteggerli dall'ipoglicemia che si può verificare a scuola. Attraverso la somministrazione di glucagone possiamo combattere questo tipo di problematica che è molto grave nei bambini diabetici. Abbiamo dei corsi di formazione anche per la prevenzione del diabete. Diciamo che il nostro reparto, a questo punto della nostra attività possiamo essere soddisfatti, perché io ho fatto un quadro proprio degli anni che si sono succeduti, quindi 2013 fino al 2019, e la tendenza è sempre in crescendo. In che cosa siamo migliorati? Che diamo un servizio senza far viaggiare le famiglie in altri territori, diamo un servizio che viene accettato dalle famiglie perché hanno un conforto psicologico, perché per un genitore che ha un bambino diabetico e che esordisce con una chetoacidosi severa, sicuramente il primo problema è quello di essere adattato psicologicamente a questa nuova situazione. Abbiamo un servizio che garantisce 24 ore su 24 ore la presenza di medici che sono in grado di assistere questi bambini, e non è un ambulatorio che è presente solo come orario territoriale, e questo ci permette di essere diverse di altre strutture che magari possono essere assimilabili al nostro ambulatorio. E poi ti devo dire che abbiamo effettuato in questi anni ben 1100 prestazioni, intendendo per prestazioni sia i diari diabetici, sia le visite diabetologiche, sia i controlli psicologici, sia la possibilità di montare Holter o Dexcom per seguire queste glicemie dei bambini. Onestamente posso dire, e sono orgoglioso di aver creato una struttura, grazie all'autorizzazione che mi ha dato la nostra AFPE e grazie ai progetti di PSN che mi ha l'AFPE donato, che possiamo dire che è invidiata anche a livello siciliano. Questo è davvero importante, direttore, anche perché lei ha precisato si sono evitati i viaggi della speranza e questi genitori si sono affidati a dei professionisti, perché i medici dedicati in ambulatorio di diabetologia sono medici che hanno effettuato dei master fuori, quindi sono specialisti, diciamo, nella competenza di un settore che è molto delicato. E quindi vorrei anche concludere sapendo una cosa da lei. Questi bambini come affrontano la terapia, e c'è una terapia futuristica che può evitare quel minimo di sofferenza, se di sofferenza si può parlare, che vivono quotidianamente i bimbi diabetici? I bimbi diabetici sicuramente, essendo una malattia cronica, dovranno vivere e convivere con questo tipo di patologia. In atto la terapia è quella sostitutiva, cioè somministrare l'insulina 3-4 volte al giorno dall'esterno, però ci vogliamo organizzare per esempio per l'impianto dei microinfusori, ci vogliamo organizzare per la creazione anche di cambi per bambini diabetici che ancora non abbiamo mai fatto, e ci vogliamo avere anche una speranza per le prossime evoluzioni di queste tematiche, per esempio con le cellule staminali. Chissà quando arriveranno questi risultati, ma sicuramente siamo nel cammino, diciamo, per dare un'esistenza a questi bambini regolare come tanti altri, come i soggetti che non sono affetti da diabete. E questo ce lo auguriamo un po' tutti, anche perché dal punto di vista della scienza medica il trapianto d'organo inteso come trapianto di pancreas in realtà non è che abbia avuto tutto questo grande successo. Ma se lei si ricorda, quando organizzavamo i convegni sulle cellule staminali abbiamo avuto la possibilità di avere il professor Turco dell'Università di Pittsburgh, e sta facendo questi studi sulle cellule staminali prelevate da cadavere, e ci dava anche una speranza futuristica per la possibilità di risolvere in maniera definitiva i problemi della carenza di insulina, carenza che, come sappiamo, si sviluppa attraverso un processo autoimmunitario che distrugge le cellule di Langhans che producono l'insulina. Bene, un messaggio finale e soprattutto propositivo a chi ci ascolta? Il messaggio finale è che vogliamo essere sempre impegnati in questo settore, e possibilmente, se abbiamo qualche obiettivo da raggiungere,
aggiungere per esempio l'impianto dei microinfusori, che anche la struttura pubblica ci aiuti per poter realizzare questo. Grazie direttore. Per oggi gli argomenti trattati in questo interessantissimo convegno riguardano anzitutto quella che è la salute futura, no? Perché ci rivolgiamo anzitutto ai bambini, si parla di obesità, in Italia addirittura i dati sono allarmanti, 1 su 10 bambini è in sovrappeso, 1 su 10 è obeso. Sì, è una delle nuove emergenze della salute dei bambini, con l'aggravante che un bambino obeso resterà con molta probabilità purtroppo un adulto obeso. Quindi prevenire l'obesità infantile significa garantire la salute della popolazione anche da adulto. Il ruolo del pediatra in questo caso è sicuramente importante e decisivo e deve lavorare insieme con la famiglia e con le altre istituzioni per incidere in modo positivo su quegli stili di vita che purtroppo sono alla base di questo incremento della prevalenza, cioè del numero dei bambini in sovrappeso o obeso. Bisogna abituare i nostri bambini a nutrirsi rispettando i fabbisogni, quindi a evitare gli eccessi di calorie, gli eccessi di proteine sin dalle prime età della vita, quindi a non usare il sale o gli zuccheri aggiunti, a aumentare il consumo di fibre, quindi della frutta, eliminando i succhi di frutta che hanno gli zuccheri semplici addizionati, promuovendo l'attività motoria, riducendo le ore destinate agli smartphone e ai video, cioè bisogna lavorare perché i bambini abbiano uno stile di vita che garantisca salute, riducendo queste percentuali di sovrappeso e di obesità. Noi riduciamo anche l'incidenza di malattie croniche che poi possono incidere anche sulla salute, le malattie cardiovascolari, il diabete, anche alcune malattie neoplastiche, quindi possiamo effettivamente fare una prevenzione primaria. Per riuscirci dobbiamo lavorare tutti insieme e questo è il motivo per cui... Importante. Professore, certo che nel contesto scolastico c'è stata una buona comunicazione, una buona sensibilizzazione a riguardo, addirittura adesso in quel famoso, adesso non so se si usi più, cestino, magari adesso si parla di zaino, è prevista una merenda che sia la frutta e non una merendina spazzatura, però il bambino, ahimè, ci rimane male quando insomma nell'ora della ricreazione trova magari la mela e non il buon mottino. Questo anzitutto dovrebbe essere rivolto a una buona comunicazione facile e diretta al bambino più che all'adulto che informa il bambino. Per questo parlavo di un gioco di squadra, di un network, perché in realtà il bambino se vede che questo stesso stile di alimentazione sana è condiviso nell'ambito della famiglia, è condiviso anche dagli altri coetanei, e allora non lo vede come una punizione, anzi si rende conto che fa parte di un modello a cui è facile adeguarsi. Quindi dobbiamo, perché spesso al bambino si vuole dare magari la frutta quando il resto degli adulti consumano dei cibi che invece sono palesemente a rischio, quindi bisogna assumere in un contesto sociale un'alimentazione adeguata, e questo è lo sforzo che dobbiamo fare e a cui dobbiamo lavorare con grande energia. Proprio in questi giorni alla Camera dei Deputati è stata approvata una mozione a larghissima maggioranza sulla importanza di lavorare per la prevenzione dell'obesità partendo dall'età infantile, partendo dalla promozione dell'allattamento materno, partendo da un divezzamento che sia garantito nei fabbisogni, da un'alimentazione del bambino piccolo in linea con questi obiettivi di salute, perché evitando il sovrappeso e l'obesità nelle prime età della vita noi possiamo garantire che anche la popolazione adulta di domani sia una popolazione più sana. Una buona salute futura. E allora, per concludere vorrei farle anche un'altra domanda. Allora, magari non è attinente all'argomento obesità di cui tanto si parla ultimamente, perché le percentuali insomma sono abbastanza alte. Bambini obesi ce ne stanno tanti e, come lei ha ben detto, qui si parla di una salute futura a rischio, sicuramente dal punto di vista delle malattie metaboliche come il diabete,
diabete, come le malattie cardiovascolari. Potremmo dire che questi bambini obesi potranno diventare futuri cardiopatici, futuri diabetici. Allora la statura, ecco, ci interesserebbe un attimino sapere quello che riguarda l'altezza di un bambino. Si parla ancora di rachitismo, oppure c'è un problema a riguardo? Sì, i problemi staturali sono dei problemi molto sentiti oggi dalle famiglie, perché le cause che possono creare una bassa statura, cioè un ritardo del crescimento somatico, sono notevoli. Alcune sono di origine genetica, sono di origine ormonali e noi possiamo diagnosticarle oggi in modo molto più efficace e possiamo anche fare degli interventi terapeutici molto più tempestivi e utili. Quindi c'è la necessità di identificare precocemente le cause genetiche e ormonali di bassa statura, però non dimentichiamo che ci sono anche cause ambientali che possono provocare bassa statura. La malnutrizione è una realtà che esiste anche oggi e che è l'altra faccia della bilancia rispetto all'obesità e al sovrappeso. Ahimè, ci sono diseguaglianze di vario tipo nel nostro pianeta, ma anche all'interno dei singoli stati, che possono creare delle sacche di deprivazione di vitamine come la vitamina D e quindi come il rachitismo, ma anche di ferro, di vitamina C, di altri micronutrienti la cui carenza può compromettere anche l'accrescimento staturale. Quindi fare una corretta alimentazione, non solo riducendo la qualità di cibi che possono provocare obesità e sovrappeso, ma anche migliorando la qualità di alimenti che danno principi nutritivi importanti, noi possiamo anche migliorare l'accrescimento staturale dei nostri bambini. Bene, quindi miriamo anzitutto non sulla quantità mai, ma sulla qualità di ciò che mangiamo, anche perché, lo diciamo sempre, noi siamo l'espressione di ciò che mangiamo. Un piccolo consiglio a chi ci sta ascoltando, finale? Il consiglio per le famiglie è quello, diciamo, di non praticare il fai da te nell'alimentazione del bambino, ma discutere con il pediatra, che è un medico che può effettivamente svolgere questo ruolo di supporto per un'alimentazione adeguata alle esigenze del bambino. Grazie professore. Una domanda importante, perché alla fine tutti sentiamo parlare di calcio, ma sull'ipocalcemia forse non sappiamo tanto, quindi ce lo può spiegare soltanto lei? Allora, l'ipocalcemia è un evento abbastanza drammatico in pediatria se pensiamo ai sintomi con cui spesso si manifesta, che possono andare dai semplici tremori, dalla classica mano ad ostetrico che vediamo in alcuni bambini, fino a dei quadri molto gravi di laringospasmo, di alterazioni elettrocardiografiche o addirittura di convulsioni. Quindi è una condizione che va riconosciuta precocemente e che si può manifestare sia in epoca neonatale sia nel bambino più grande. Quindi le cause dell'epoca neonatale rispetto alle cause del bambino in età scolare sono diverse, possono sottendere delle problematiche di prematurità, per esempio nel neonato, o delle sindromi genetiche come la sindrome di Di Giorgio per esempio, fino ad arrivare a dei quadri invece tipici dell'età scolare con ipoparatiroidismo, cioè con bassi livelli dell'ormone prodotto dalle paratiroidi, che è il paratormone, che è quell'ormone deputato proprio alla cosiddetta omeostasi calcio-fosforo. Quindi anche delle malattie autoimmuni possono determinare ipoparatiroidismo, o addirittura delle malattie ancora più rare come per esempio lo pseudo-ipoparatiroidismo, in cui i livelli di paratormone sono invece alti perché c'è un'alterazione del meccanismo recettoriale. Quindi... Allora, ecco, un attimino, perché è interessantissima questa spiegazione, tra l'altro è abbastanza semplicistica la sua comunicazione e quindi è quello che a noi interessa per informare la gente che ci ascolta. Però un attimino vorremmo capire, ma le paratiroidi che cosa sono, dove stanno? Spesso si confondono con la tiroide, ma questo non è. Allora, è vero, sono delle ghiandoline preziose, direi, che sono ai lati della tiroide e che sono delle ghiandole da attenzionare, soprattutto quando per un evento neoplastico, per esempio, il bambino, fortunatamente più raramente dell'adulto, viene sottoposto ad una tiroidectomia, perché involontariamente durante l'intervento possono subire un danno o addirittura essere asportate le paratiroidi, che sono quelle ghiandole che producono il paratormone. Il paratormone è un ormone
fondamentale per il riassorbimento del calcio, perché soprattutto regola l'idrossilazione della vitamina D a livello renale, quindi il paratormone agisce sull'1-alfa-idrossilasi, che è quell'enzima che facilita la conversione della 25-idrossivitamina D in 1,25-idrossivitamina D, e quindi voi pensate bene come, se viene meno tutto questo meccanismo di omeostasi, l'organismo subisca delle conseguenze gravi come l'ipocalcemia. Certo, quindi per questi bambini, una volta fatta diagnosi di ipocalcemia, si provvede con una terapia sostitutiva, perché credo che in questo caso la si possa effettuare. Certamente, la terapia si differenzia a seconda del momento in cui si trova il bambino, cioè esiste la terapia della fase acuta in cui il calcio deve essere somministrato per via endovenosa, rispetto alla terapia cronica in cui il calcio viene somministrato per osso insieme ai metaboliti attivi della vitamina D. Dal 2015 la FDA ha inoltre consentito l'utilizzo del paratormone ricombinante, che ha dato qualche soddisfazione. Proprio nell'ultimo lavoro Endocrine 2019 di alcuni giorni addietro viene pubblicato uno studio dei colleghi di Torino, con i quali io in passato ho anche lavorato, che proprio descrive come un follow-up di 9 anni di questi bambini trattati con paratormone riesca ad evitare quelle complicanze che si hanno con la terapia cronica, con il calcio e i metaboliti della vitamina D, che spesso possono dare nel tempo un danno renale come la nefrocalcinosi legata all'ipercalciuria. E allora la diagnosi arriva da parte del neonatologo, non so se esista uno screening in tal senso, oppure se ne accorge il pediatra, oppure se ne accorge il genitore, e in quel caso quale sintomatologia attenzionare per chi non è addetto ai lavori? Intanto, se si tratta di forme neonatali, sicuramente il neonatologo è il primo ad accorgersene, e condizioni quali per esempio la prematurità o il bambino di basso peso sono delle condizioni che rappresentano un rischio per il neonato, perché si sa che il calcio passa la barriera placentare soprattutto nell'ultimo periodo della gravidanza, quindi i livelli di calcio sono direttamente proporzionali all'età gestazionale. Più piccolo è il bambino, maggiore sarà il rischio di ipocalcemia. Se invece parliamo di ipocalcemia esordite più tardivamente, allora dobbiamo pensare anche al meccanismo autoimmune. Spesso sono dei bambini magari affetti da sindrome Apeged, una sindrome rara di cui a Messina ci occupiamo ormai da tantissimo tempo, in cui l'ipoparatiroidismo, quella condizione che descrivevamo prima, si può associare ad una candidiasi mucocutanea cronica oppure ad una malattia di Addison. Quindi in questo caso è una malattia autosomica recessiva, in cui l'ipoparatiroidismo è una malattia su base autoimmune, quindi se ne accorge il pediatra valorizzando magari una candidiasi, cioè il classico mughetto che esordisce nel primo anno di vita ma che ha un andamento molto più grave rispetto al mughetto semplice. Mentre per quanto riguarda la malattia dei surreni? Per quanto riguarda l'Addison, chiaramente è una malattia che si può associare che fa parte della triade sintomatologica della sindrome Apeged, che si caratterizza per stanchezza cronica, per ipoglicemia, e che si può associare alla ipocalcemia. Diceva invece il fatto dei genitori, sì, a volte le ipocalcemie che esordiscono più tardivamente sono i genitori a dire magari che questi ragazzini, specie dopo uno stress acuto legato ad un'influenza, legato a magari a una malattia organica cronica del bambino, proprio in queste condizioni il bambino presenta delle parestesie o presenta delle contratture delle mani, dei piedi, per cui portano il bambino spesso in pronto soccorso, e un dosaggio della calcemia evidenzia dei valori molto bassi di calcio. Bene, quindi sempre lì è il discorso: tanta prevenzione, tanta attenzione, altrettanta informazione. Bene professore, io con lei vorrei affrontare un argomento che porta spesso due lettere, GH, ma la gente in realtà non capisce di cosa stiamo parlando e a cosa ci stiamo riferendo. Ecco, che cos'è il GH? Dunque, GH è un acronimo di inglese. GH vuol dire Growth Hormone, cioè ormone della crescita, quindi in italiano è ormone della crescita, cioè il principale ormone del crescimento dei bambini.
che in realtà viene prodotto dall'ipofisi, che è una ghiandola che noi abbiamo sotto al cervello. Una ghiandola che una volta credevamo fosse la regina indiscussa, poi invece si è scoperto che anche lei subisce tante influenze, soprattutto da un maschio, dall'ipotalamo, è possibile? Sì, l'ipofisi è femminuccia, il maschio è l'ipotalamo, quindi c'è chi genera e chi valuta questo aspetto. Comunque diciamo che il GH è il principale fattore di crescita insieme all'IGF-1 che viene prodotta sotto stimolo del GH e che regola l'accrescimento dei bambini. Ora l'accrescimento dei bambini è intuitivo per chi ci ascolta, l'accrescimento dei bambini è una delle caratteristiche fondamentali dei bambini. I bambini crescono, gli adulti purtroppo non più, semmai regrediscono qualche volta come nel mio caso, ma i bambini crescono e quindi l'accrescimento è uno dei fattori principali che un pediatra deve valutare, che genitori della famiglia deve valutare del benessere del bambino, e quindi alcuni bambini possono avere un'alterazione dell'accrescimento e in questi bambini vanno valutate le cause che possono determinare uno scarso accrescimento nei bambini, e le cause non sono soltanto endocrinologiche. Per esempio un malassorbimento come la malattia celiaca ad esempio può interferire con l'accrescimento dei bambini. Alcune malattie croniche intestinali come il morbo di Crohn, alcune malattie dell'osso, quindi non è soltanto endocrinologia. È chiaro che l'endocrinologia rappresenta uno dei fattori fondamentali nell'accrescimento dei bambini e quindi noi valutiamo se gli ormoni di questi bambini funzionano bene. Professore, e allora lei parlava di un accrescimento che ad un certo punto dà un segno, una nota di difficoltà nell'andare avanti, quindi una bassa statura, ma vi è una caratteristica somatologica particolare per differenziarli un po' dal rachitismo? Anche per esempio il fatto della statura per esempio di noi siciliani. Noi ci siamo evoluti effettivamente, adesso i bambini nostri sono molto alti, però in realtà la nostra statura non arriva ad un massimo come quella nordica, ecco, mettiamola così tra virgolette. Ecco, possiamo fare noi una differenza, notarne qualche particolarità per poter poi procedere ad un'indagine e scoprire che magari dietro ci stanno delle patologie, delle malattie, quelle che lei ha appena annoverato? Intanto così ricordiamo che in Sicilia ci sono stati i Normanni che erano i più alti d'Europa, in realtà erano giganteschi e uno dei motivi per cui erano dei grandi guerrieri e furono chiamati dal Papa in Italia erano perché erano alti e forti e biondi tra l'altro. Mi guardi. Quindi già questo bisogna dirlo. Quello che invece è importante che chi ci ascolta sappia è che la valutazione dell'accrescimento si deve riferire a delle carte dell'accrescimento, a dei centili noi chiamiamo, che sono propri di quella regione e di quella nazione. Noi per esempio in Italia abbiamo per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale varie tavole di accrescimento che noi utilizziamo. Capisce bene che se noi utilizzassimo per esempio per i bambini cinesi ad esempio le carte di crescita italiane o peggio ancora quelle svedesi, tutti i cinesi sarebbero bassi, quindi è chiaro che noi dobbiamo utilizzare per ogni gruppo etnico, per ogni popolazione, le tavole di accrescimento di quella popolazione e quindi definire di bassa statura un bambino che è sotto al terzo percentile, questo dal punto di vista tecnico. Bisogna anche che i genitori però sappiano e i pediatri sappiano che se un bambino per esempio cambia centile, per esempio passa dal 50° centile che è la normalità, passa al 10° centile, qualcosa non va bene, quindi in quel bambino noi dobbiamo valutare il motivo per il quale per esempio normalmente un bambino cresce 6 centimetri in un anno, per quale motivo un bambino può essere cresciuto di 2 centimetri in un anno e quindi questa valutazione longitudinale è estremamente importante. Bene, noi sappiamo che delle terapie sostitutive nel caso di carenza della vitamina D eccetera esistono, ma nel caso della poca secrezione dell'ormone della crescita indotto dall'ipofisi, c'è una terapia sostitutiva che si può fare a questi bambini? Esiste da moltissimi anni, prima del 1985 il GH era disponibile come estrattivo dagli ipofisi.
oggi viene prodotto normalmente, sintetizzato, e dal 1985 noi abbiamo grandissime quantità di GH disponibili per tutti i bambini del mondo, quindi allorquando sia fatta una diagnosi di deficit di GH è possibile trattare questi bambini con molto efficacemente, con una terapia sostitutiva, cioè se il bambino non è in grado di produrre il GH noi possiamo sostituirlo con l'ormone della crescita sintetico. Mi viene da chiederle, a prescindere dall'età pediatrica, ma noi con questo ormone GH potremmo pensarci anche in una fase della vita in cui siamo adulti e non siamo cresciuti in altezza? No, sfortunatamente no, cioè chi è basso perché non è cresciuto da piccolo, da adulto non può crescere perché le cartilagini di coniugazione sono chiuse e quindi non c'è altra possibilità. Quello che invece lei mi chiede mi dà l'opportunità di specificare un aspetto a cui tengo molto, e cioè se un genitore è basso o un nonno è basso e il bambino è basso, ecco, questa bassa statura familiare cosiddetta va valutata, perché nulla osta che il bambino possa avere una alterazione che hanno anche i genitori o i nonni. E quindi questo, la ricerca scientifica e tecnologica in questo settore ci ha aperto veramente delle prospettive rilevanti di individuare dei difetti del crescimento dell'asse GH-IGF-1, come diciamo noi tecnicamente, che magari per i genitori è troppo tardi, ma nel bambino possono essere individuate e trattate tempestivamente ed efficacemente. Ma questo deve essere un'accortezza da parte dei pediatri o della stessa famiglia, o si sta provvedendo a realizzare degli screening in tal senso? È possibile una cosa del genere? Nel corso di aggiornamento che abbiamo appena fatto oggi abbiamo proprio stressato, sottolineato questo aspetto, che la ricerca scientifica può darci delle risposte oggi che non erano possibili 10 anni fa, e quindi noi magari abbiamo detto ai genitori: sapete, voi siete bassi, il bambino è basso, fine del discorso. Oggi possiamo dire che alcune di queste cause possono essere individuate nei bambini e anche nei genitori naturalmente, con la differenza che alcuni di questi bambini selezionati tempestivamente possono essere trattati efficacemente, e questo apre una grande speranza per questi bambini e per i loro genitori. Grazie professore Chiarelli, abbastanza esaustivo. Bene, io vi lascio allora al prossimo speciale, e anche qui concludiamo con una frase che ormai deve avere un peso e non deve mai più essere fine a se stessa: la prevenzione salva la vita. Professore, lei è d'accordo su questo? Beh, è evidente, noi se educhiamo le persone alla prevenzione, il vostro ruolo dei media è fondamentale, ormai sappiamo che in molti settori della medicina la prevenzione è stata efficace nel prevenire per esempio i tumori, le morti cardiovascolari, quindi ben venga una popolazione che è conscia di questo. Grazie, e allora ciao ciao, alla prossima puntata. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby.